Questa mattina ha preso la parola il vice sindaco di Venezia, Andrea Tomaello, per presentare la candidata per le prossime elezioni parlamentari del 25 settembre per il centrodestra unito, Giorgia Andreuzza, della Lega, ai sindaci di Chioggia, Cavarzere e Cona, la parte bassa del territorio veneziano che negli ultimi anni alla Lega ha dato molte soddisfazioni. Parlamentare uscente, candidata per il collegio uninominale Veneto 1 per la coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia, oggi Andreuzza si è presentata a Chioggia al Mosella Suite Hotel davanti a una platea di elettori appoggiata dalla sezione della Lega di Chioggia, che ha organizzato questo momento di incontro dal consigliere regionale Dolfin, da Marco Grandi della sezione di Cavarzere, oltre che dal segretario della Lega Gaetano Doria. La grande forza della Lega è riuscire a fare squadra quando è necessario, ha detto Tomaello, e finora è sempre stato così, soprattutto a Chioggia. Ora i collegi sono molto ampi ed essendo stati ridotti il numero dei parlamentari, l'impegno dei candidati diventa maggiore. Questo non impedisce che ci sia da parte loro la massima attenzione per i problemi dei territori. E quest'oggi l'Andreuzza è venuta a fare a Chioggia, ad ascoltare i problemi dei vari territori e farne tesoro perché, nel caso in cui venisse eletta, sarà compito suo confrontarsi con il mondo politico romano al fine di trovare soluzioni. E lo ha detto chiaro Tomaello, ricordando che sì, ora sono ad ascoltare le istanze dei territori e delle categorie, ma di questo ci si deve ricordare nel post elezioni, quando la presenza e l'interesse del parlamentare eletto deve rimanere costante, affermando che gran parte dei problemi del territorio vengono proprio da Roma. Avere un rappresentante del territorio a Roma in grado di portare avanti queste battaglie è sicuramente importante. La filiera è un tasto importante nella parte sud della provincia e questo è dimostrato dagli amministratori oggi al tavolo con la candidata. Il sindaco di Cona, Alessandro Agi, ha ricordato l'importanza della Lega sulla vicenda che ha interessato l'ex base dell'aeronautica, gestita da cooperative che agirono ai fini di lucro ai danni degli immigrati che venivano ospitati. Area Trazione Lega l'ha definita Munari, sindaco di Cavarzere, che ha sottolineato che ci sarà solo lei, l'Andreuzza, a cui rivolgersi per i problemi del territorio, colmando questo incarico di responsabilità, anticipando uno dei problemi per i quali sarà interpellata, il caro energia. Questo rischia di mandare in default molte amministrazioni comunali. Molte le problematiche riguardanti Chioggia ricordate dal sindaco Armelao, dando la priorità alla sicurezza e alla barriera anti-intrusione per il Cuneo Salino, e poi la Bolkestein, la necessità di strade perché la città possa continuare a svilupparsi e la partita del polo ittico che, se considerato opera strategica nazionale, potrebbe far arrivare fondi per la sua realizzazione. Per tutte queste problematiche il sindaco Armelao è pronto a tirare la giacchetta ad Andreuzza già dal giorno successivo all'insediamento. L'onorevole Giorgia Andreuzza, dopo aver ringraziato il suo partito, la Lega, per la fiducia nuovamente riposta in lei, ha riassunto come un concentrato di tantissime esperienze questi anni di legislatura. Il carico d'impegno alle condizioni attuali sarà certamente maggiore, ma si sente su una botte di ferro affiancata con me dai rappresentanti locali, con i quali si augura di avere uno scambio fruttuoso. Si sente adottata da Chioggia per il lavoro fatto in passato, soprattutto con alcune categorie che hanno fatto segnalazioni adeguate su alcuni problemi, aiutando a risolverli. Andreuzza ha poi raccontato i suoi impegni maggiori, alcuni di quelli da cui ha ottenuto risultati positivi con soddisfazione delle categorie coinvolte. Le promesse che farà in campagna elettorale sono solo quelle che avranno i presupposti per essere risolte. Roma può essere lontanissima se il parlamentare non si fa mai vedere sul territorio, ma questa prerogativa, ha detto, non è nel DNA della Lega. Tirateci pure per la giacchetta, ha risposto agli amministratori, siamo lì per essere utili ed esserlo è la più grande soddisfazione per un parlamentare. E ha concluso, questa è un'occasione unica per avere il centrodestra al governo e nel programma del centrodestra c'è l'autonomia regionale. Con il risultato del referendum fatto a suo tempo si è potuto fare un passo avanti e parlare di autonomia, proporla. Ora sono più regioni a richiederla, ma per poter fare il percorso verso questa autonomia si deve essere al governo e per esserci bisogna avere i voti. Questo, ha ribadito, è uno dei motivi che dovrebbero spingere i veneti ad andare a votare.